La quarta edizione di Un'Orchidea per l'Unicef arriva a Favara grazie alla vostra associazione. Sì, dopo 4 anni per la prima volta arriva questa splendida iniziativa a Favara, organizzata su scala nazionale dall'Organizzazione Internazionale per i Diritti dell'Infanzia, cioè l'UNICEF. Quest'anno abbiamo avuto l'onere e l'onore di poter collaborare con loro. Saranno, diciamo così, donate delle piantine d'orchidea. Il ricavato delle donazioni saranno utili e necessarie per aiutare i bambini dell'Africa. Vogliamo ricordare, come dice lo spot su scala nazionale, che ogni giorno in Africa muoiono circa 22.000 bambini e con un piccolo contributo di una sola orchidea possiamo salvare la vita ad uno di loro. Sabato sera dalle 17 in piazza Itria e domenica mattina alle 9 in piazza Don Giustina saremo con i ragazzi dell'associazione presenti per contribuire appunto e consegnare alla città queste piantine. Spero che la città sia generosa e che ci dia, diciamo così, un contributo per poter fare questo opera buono. Lunedì 2 tra l'altro è la festa dei nonni, è stata organizzata, diciamo, in quella data per poter essere una bella idea al regalo, così che tutti coloro che vogliono fare un bel regalino al nonno o alla nonna fanno un'azione buona e una bella azione. Voglio cogliere l'occasione inoltre per ringraziare questa emittente, la emittente Sicilia TV, che come sempre si mostra disponibilissima. Questa volta, in occasione di questa iniziativa, addirittura su questa emittente, come avete potuto notare, come avete avuto modo di vedere, sta girando uno spot che è lo spot fatto da Lino Banfi su scala nazionale, che pubblicizza le vende, e di questo se ne è fatto assolutamente carico totalmente Sicilia TV.